Eccoci qua, benvenuti a tutti, secondo appuntamento con Retro e Bottega, questo spazio web in cui chiacchieriamo, discutiamo, parliamo di libri, di appuntamenti culturali, di rassegne, di cinema e di molto altro. Oggi siamo di nuovo qua, siamo di nuovo in diretta da Via Pradamano 4, sede operativo di Bottega Errante. Tra l'altro abbiamo appena scoperto che oggi non siamo le uniche persone a essere in diretta, a essere state in diretta da Udine, ma Mauro, chi era in diretta su Facebook oggi? Stamattina in diretta da Piazza Duomo, in una diretta Facebook, proprio come stiamo facendo adesso, c'era il grande statista Matteo Salvini, Che salutiamo. adesso stiamo vedendo perché il format di Retro Bottega sembra che sia stato utilizzato da Salvini in modo improprio, quindi stiamo valutando anche con i nostri legali un po' di capire che cosa fare. Aveva oltre 200 persone che lo seguivano in diretta. Sì, esatto, però noi che in questo momento ne abbiamo 5 in diretta ci teniamo strette, molto ben strette le nostre a 5. Tra l'altro Mauro, oggi è lunedì, siamo reduci da un weekend intenso in cui siamo andati un po' in giro per il nostro nord-est. Abbiamo cominciato sabato a Monselice, dove c'è stato il lancio del nostro primo libro del 2018, Il fiume sono io di Alessandro Tasinato. È stato un gran lancio, una bellissima festa, una gran giornata, c'erano più di 100 persone. Sì, c'erano più di 100 persone, è stata molto bella, una vera e propria festa in cui tutti hanno partecipato a questo lancio del libro, tutti gli amici di Alessandro, tutti i comitati anche legati alle questioni ambientali, un Gianfranco Bettini, insomma, che si è sprecato veramente in una grandissima presentazione, quindi aveva scritto anche la mattina stessa un bellissimo pezzo sul Mattino di Padova, quindi sembra che il libro, insomma, abbia avuto una partenza bella, festosa, e che stanno arrivando moltissime richieste di presentazioni, e quindi siamo felicissimi perché insomma, è un libro di un esordio in cui crediamo moltissimo, crediamo di aver pubblicato un bellissimo libro, e quindi iniziare così ci fa molto piacere. Sì, poi lo dicevamo la volta scorsa, adesso il libro abbandonerà il paese natale di Monselice, inizierà a correre, a scorrere proprio come il fiume e attraverserà tutto il Veneto fino poi anche a essere presentato qui in Friuli da noi prossimamente. Non è l'unico libro del 2018, è soltanto il primo. È soltanto il primo, e il secondo è stato annunciato il titolo nella conferenza stampa di Dedica Festival, quindi lo possiamo svelare anche noi. Si tratta di Grammatica di un esilio dello scrittore Atik Raimi, che sarà ospite di Dedica a marzo, e adesso non sono iniziate alcune anteprime. È un grande onore per noi ospitare nel nostro catalogo, nella collana estensioni, dopo Ivo Andrić, quindi un premio Nobel, invece ospitare un autore comunque di livello mondiale, che è nato in Afghanistan, a Kabul, poi è fuggito dopo il golpe in Afghanistan, in India, e poi ha ottenuto un asilo politico a Parigi, in Francia. È un grande onore, anche perché insomma in Italia è stato praticamente tradotto e pubblicato solamente da Einaudi. Einaudi chi? Quella piccolissima casa editrice che era a Torino, adesso è a Milano, Gruppo Mondadori. Vabbè, lasciamo stare. E quindi è una grande pubblicazione, e ci piace molto, e più avanti potremo dire molte altre cose. Ne saprete di più sicuramente più avanti. Abbiamo iniziato a dire alcune cose riguardanti il weekend che abbiamo trascorso. Sabato eravamo a Monselice, domenica invece eravamo a Pordenone per partecipare al Teatro Verdi, a questo incontro intitolato Revolution, dedicato al mondo dei Balcani, assieme a Lucia Goracci, a Gigi Riva, a Omer Monestier. Mauro, perché eravamo a Pordenone domenica mattina? Non avevamo niente da fare domenica. Venendo a essere seri, perché era un incontro incentrato sulla questione balcanica che a noi interessa a livello personale e a livello poi di progetto di casa editrice. Abbiamo aperto appunto Estensioni, che è una collana di Est Europa, di grandi autori contemporanei e classici di quelle zone. Estensioni è anche un piccolo festival, una rassegna, che la prima edizione è stata ospitata a Vicino Lontano lo scorso anno, sarà ospitata anche quest'anno la seconda edizione all'interno del premio Terzani a Udine,
insomma si alterneranno ospiti sempre legati al mondo dei Balcani, anche se insomma anche un po' più largo, ecco, rispetto ai Balcani tradizionalmente intesi. L'idea è nata probabilmente da una grande passione verso quelle terre. Ci siamo stati, ci torniamo sempre volentieri, amiamo le città come Sarajevo, come Belgrado, come Lubiana, amiamo la letteratura che queste città e questi luoghi ci regalano. È una miniera di grandissimi autori, di autori a livello europeo, che in Italia probabilmente fanno fatica ad arrivare spesso, perché l'Italia è un paese per loro molto vicino geograficamente, ma spesso molto complicato a livello editoriale per tradurre i loro libri. Magari sono autori che vengono tradotti in tutta Europa, in Germania, Francia in particolare, ma in Italia magari faticano un po' di più, forse siamo assorbiti dal mondo anglosassone, no? Allora noi faremo un lavoro con la grande letteratura contemporanea, con i più grandi, cercheremo di portarli qui, e quindi insomma stiamo iniziando ad avere sinergie e collaborazioni con questo mondo, ed è per noi un grande stimolo, insomma. Avevamo iniziato tra l'altro assieme a Ediciclo ormai qualche anno fa a parlare di Balcani con quello che era stato il nostro primo libro, che è un libro di Angelo Floromo, Balkan Circus. Poi abbiamo continuato, abbiamo anzi inaugurato la collana Estensioni con un titolo importantissimo per noi, che è un titolo di Ivo Andrić. Sì. Guarda, fai vedere il libro, visto che siamo qui, facciamo... Sembra un po' il testimonial di un profumo, però va benissimo. Questo è un libro che tra l'altro è curato da noi, ma è in più da due persone a noi molto vicine e che in questa collana c'entrano molto. Uno è Božidar Stanisić, grande scrittore bosniaco, che insomma ci dà una mano in maniera sempre molto, molto forte per questa collana. L'altra persona è Lisa Copetti, bottegaia e bottegar come noi, traduttrice, che ha tradotto questo libro e ne tradurrà altri prossimamente, quindi questo è un grande inizio. L'abbiamo voluto inaugurare con un premio Nobel, con gli inediti di viaggio del premio Nobel jugoslavo in Italia, mai usciti, quindi una chicca vera e propria, che sta andando tra l'altro molto bene, che ha avuto un grande riscontro di critica e di pubblico, e quindi insomma è un inizio importante. L'idea è quella di continuare poi a portare il meglio, insomma, dei Balcani, della letteratura balcanica in generale, dell'Est Europa qui in Italia. Anni fa va citato, lo faceva una casa editrice che noi abbiamo amato, che era Zandonai. Sì, che insomma da qualche anno ha finito insomma la sua avventura e ha un po' lasciato un vuoto, no? Un vuoto proprio nel mercato editoriale italiano, per gli appassionati di quelle terre, di quella letteratura e dell'Est Europa in particolare. Insomma è rimasta un po' sospesa questa proposta, che cerchiamo nel nostro piccolo, insomma, di piano piano di andare a colmare. Questo è un po' la nostra idea di fondo. Tra l'altro, mentre parlavi, mi viene in mente che c'è un'altra casa editrice molto più importante di noi e molto meglio radicata sul territorio, perché ha una storia ormai già da qualche anno, che in qualche modo per temi, per geografie è affine un po' al nostro mondo, all'Est Europa, ed è Keller, una casa editrice che amiamo, che tu ami in particolar modo, ma che amiamo tutti noi di Bottega Errante. Sì, Keller è sicuramente, mentre nella puntata precedente avevamo così parlato di Iperborea come esempio di Nord Europa, ci spostiamo un po' verso l'est, soprattutto nell'area russofona, o comunque dell'Europa orientale, un po' più a nord rispetto ai Balcani, anche se ha toccato con alcuni libri anche queste zone. Keller è nato insomma da più di 10 anni e lavora con alcuni tra i più grandi autori della Repubblica Ceca, dell'Ucraina, della Russia, autori contemporanei e classici anche lui. Ha una grafica molto particolare, molto curata, ospita nel suo catalogo dei grandi autori
forse è stato conosciuto molto per aver vinto, anche un editore vince, insomma, se riesce a avere nel suo catalogo il premio Nobel di turno, e questa volta era Herta Müller, questa grande scrittrice. Io ho letto recentemente un loro grande classico, Sì, è vero. perché insomma, è uno dei libri, insomma, fondanti il loro catalogo. Si chiama La morte dei caprioli belli di Otta Pavel, che è un autore che poi ha pubblicato altri libri sempre con Keller. È un libro bellissimo, tra l'altro. Un libro bellissimo, è la storia di questa famiglia Popper che tra prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale nella Repubblica Ceca, insomma, viene narrata le vicende di questa famiglia in questo periodo storico. Sono vicende grottesche, sono vicende in cui c'è tantissima ironia, c'è tantissima commozione anche. Credo che sia un libro che racconta molto il catalogo di Keller, perché unisce appunto una leggerezza, ironia, si ride anche, che è sempre molto difficile far ridere in un libro, no? E unisce anche però commozione, riflessione, grande storia, quindi può essere un bel esempio, no, di questo catalogo. Quello che dici tu è vero, perché mi viene in mente un altro titolo di Keller che unisce ironia e tematiche però al tempo stesso intense, ed è un libro ambientato in Ucraina che si intitola Picnic sul ghiaccio, che racconta questa storia incredibile di questo uomo che di mestiere scrive in anticipo necrologi e passa le sue giornate condividendole, passeggiandole insieme a un pinguino che lui ha salvato dallo zoo e che se lo tiene a casa come noi teniamo un cane o un gatto. Ed è un altro grande libro. E nella sezione di questo Retrobottega c'è sempre poi un libro, ne abbiamo citati due che fanno parte di Keller, ma c'è un altro libro, no, che stavolta tocca a te, Tocca insomma, a me tirarlo fuori. Dire qual è il libro della settimana che consigliamo. Sì, allora mi è venuto in mente questo titolo che ho amato molto negli ultimi mesi tra i libri che ho letto, che si intitola La fine dei vandalismi, un libro di Tom Drury, questo scrittore americano, pubblicato in Italia da NN Editore, che è un'altra casa editrice di cui avremo sicuramente modo in questo spazio di parlare, famosa soprattutto per aver portato in Italia Kent Aruf, libri, la sua trilogia ha avuto grandissimo successo, ma allo stesso modo questo La fine dei vandalismi è un gran libro, è un libro molto nordamericano come tipologia di scrittura, come ambiente, come atmosfera che chiaramente va ad evocare. È un libro in cui tutto quello che accade perché così deve andare. Quindi veramente racchiude, è la sintesi di quella che è un certo tipo di letteratura nordamericana che io amo molto. Ve lo consiglio assolutamente, anche perché dentro in questo libro ci sono una serie di personaggi incredibili che raccontano la quotidianità degli Stati Uniti di adesso e ci fanno capire molto anche della contemporaneità degli Stati Uniti. E continuiamo con queste piccole rubriche, perché abbiamo saputo che insomma, Retrobottega 1 ha avuto oltre 600 visualizzazioni, sì, poi il video, quindi insomma, siamo contenti di questo piccolo spazio, ma soprattutto siamo contenti del fatto che molte persone ci hanno detto di essere andate poi su Mangialibri a vedere il portale, il sito che non conoscevano, sono andati a comprare in libreria La tregua di Mario Benedetti e addirittura sono andati al cinema poi a vedere il film che hai consigliato. Quindi ci piace, stiamo diventando degli opinion leader, degli influencer addirittura. Allora, come Matteo Salvini. Come Matteo, il grande Matteo Salvini. Allora, l'altra volta abbiamo consigliato Mangialibri, invece questa volta raccontiamo brevemente un altro progetto veramente bellissimo, sì, Radio Libri. Invece di un portale oggi parliamo di una web radio, sì, che è nata da pochissimo in realtà, non da tanto, perché nasce nel 2015, ma è questo spazio in cui è possibile leggere, rileggere, ascoltare conversazioni, recensioni e quant'altro, tutto quello che vi viene in mente sul mondo dei libri. È forse lo strumento radio più intrigante sul web per parlare, per raccontare il mondo della letteratura, anche perché veramente dà spazio a intellettuali, a giornalisti, a scrittori, a lettori, e quindi davvero
fateci un salto, il sito è www.radiolibri.it. Bene, siamo arrivati poi adesso agli appuntamenti, Sì. vi raccontiamo questa settimana sia le cose di bottega, ma anche Cosa no. che abbiamo selezionato sempre sul sì. nostro territorio. Comincia tu, Mauro. Sì, comincio io perché fra 2 ore praticamente inizierà l'ennesima presentazione di Ferro batte ferro di Pino Roveredo, scrittore, grande scrittore di Trieste, che sarà questa volta alle 18 a Cervignano del Friuli, alla libreria Mariuz, con la collaborazione della comunità arcobaleno e della Caritas diocesana goriziana, e quindi un evento sul carcere, sulle tematiche del carcere, sul libro, e quindi una cosa molto importante. Sempre oggi alle 20:45, questo non è un evento di Bottega Errante, ma è un evento che ci teniamo a condividere qua con voi. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine c'è questo omaggio al viaggiatore, un ricordo del grande poeta Pierluigi Cappello, un evento organizzato dal Teatro Nuovo in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine e con il Comune di Udine. Oggi alle 20:45. Giovedì c'è il secondo dei 3 appuntamenti che abbiamo organizzato insieme al Comune di Manzano. Alle 18 di giovedì appunto c'è la presentazione della Montagna Storta di Renzo Brollo insieme a Maurizio Mattiuzza, quindi un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della narrativa di montagna, delle montagne e delle vicende insomma legate al nostro territorio. È un appuntamento bello che insomma, Renzo continua a girare molto a presentare, quindi questa è una nuova tappa. Per gli amici di Dedica Festival segnaliamo Lo sguardo sospeso, una lettura itinerante di Atik Raimi a cura degli amici, possiamo dirlo, Andrea Visentini e Carla Manzon, in collaborazione con le librerie di Udine. Si parte dal Caffè dei Libri sabato 24 febbraio alle ore 17 e poi si vaga appunto errando tra la Feltrinelli, la libreria Friuli, la libreria Moderna Udinese e infine la libreria Odos. Non poteva mancare, come non manca mai, non può mancare mai, la tappa settimanale dell'Osteria dei Passi Perduti. Sabato sarà a Santa Maria la Longa, insieme tra l'altro a un altro nostro autore che è Stefano Montello, e quindi in un dialogo che insomma verterà sulla terra, sui matti, sul cibo, sul territorio, quindi un'altra grande tappa con Floromo e Montello. Bene, siamo in chiusura. Chiudiamo sempre spostandoci, andando da un'altra parte rispetto ai libri. E allora Alessandro, consigliaci questa settimana quale film andare a vedere. Ma mi sembra veramente naturale anche questa settimana scegliere un film tra i tanti che escono in sala. Il film è Il filo nascosto, questo film che ci conduce all'interno del mondo della moda degli anni 50. Siamo in Gran Bretagna, tra l'altro è il film che segna una nuova collaborazione tra il grandissimo regista Paul Thomas Anderson, che è il regista di Magnolia e del Petroliere, e appunto uno dei più grandi attori di sempre, probabilmente, che è Daniel Day-Lewis, che tra l'altro ha detto che questo sarà il suo ultimo film. Allora lo andremo sicuramente a vedere. Bene, siamo ai saluti, grazie per averci seguito, ci vediamo lunedì prossimo, dove saremo questa volta veramente in diretta da Pordenone, assieme agli amici Daniele Zongaro, Andrea Visentini, Elisa Copetti, Federica Moro, Simone Cipriani e Maurizio Matizzi. Grazie a tutti. Ciao!